Oggi diamo il benvenuto ad Aurelio di Bookingbility ed è il primo portale per le prenotazioni in tempo reale di strutture ricettive, adatte a persone disabili e con esigenze speciali. Buongiorno. Buongiorno. In quale anno ha dato vita al suo percorso imprenditoriale? Allora, Bookingbility è nata esattamente il 18 giugno del 2015. Considerate che la mia ex socia Annalisa ha partecipato allo Startup Weekend Tourism Edition, vincendo la competizione, e da lì, diciamo, è nata questa idea imprenditoriale per sviluppare appunto questo portale che doveva essere qualcosa di innovativo rispetto a quello che c'era sul mercato. Nel 2016 abbiamo avuto l'opportunità di essere incubati sia all'interno del consorzio ARCA, che era l'incubatore dell'Università degli Studi di Palermo. Oggi, ahimè, diciamo, questo incubatore non esiste più, e anche all'interno dell'incubatore certificato Team VCAP, che ci ha permesso, attraverso un grant di 25.000 euro, di cominciare a validare quella che era la nostra idea imprenditoriale. Diciamo, una volta che abbiamo cominciato il progetto, addirittura nel settembre del 2016, abbiamo ricevuto anche dal presidente Sergio Mattarella, direttamente al Quirinale, il premio dell'innovazione nei servizi nel settore turistico. E lì chiaramente è cominciata la vera idea, diciamo, la vera nascita del portale, perché il portale poi è andato online effettivamente a febbraio del 2017, e da lì non ci siamo più fermati, abbiamo continuato, diciamo, il nostro sviluppo fino ad oggi, mantenendo, diciamo, rapporti sia con le strutture ricettive sia con gli enti di settore. Figuratevi che abbiamo ricevuto anche da parte del Ministero del Turismo francese l'opportunità di utilizzare il loro marchio Tourism ed Handicap all'interno del nostro portale. Quindi abbiamo avuto diverse collaborazioni. Bene, e quest'idea com'è nata di creare questo portale? Allora, quest'idea nasce fondamentalmente da un'osservazione di un problema reale. In buona sostanza dovevamo fare un viaggio e ci siamo resi conto che all'interno dei portali, diciamo, dei più portali blasonati, non esisteva l'opportunità di andare ad individuare se quella camera era accessibile o meno. Era presente solo e esclusivamente un flag accessibilità, ma non dava nessuna informazione. A quel punto abbiamo cominciato a pensare se effettivamente, diciamo, all'interno del mercato poteva esserci, diciamo, un mercato adatto alle persone disabili, e ci siamo resi conto che in effetti il mercato c'è. E quindi abbiamo implementato tutta una serie di attività all'interno del portale che permettono anche tuttora di avere una serie di informazioni dettagliate che oggi nessun portale turistico ha. Quindi l'idea nasce proprio per andare a risolvere un'esigenza reale che è presente all'interno del mercato. Bene, come riuscite a promuovere il vostro servizio sul web? Allora, fondamentalmente noi nasciamo come social media manager perché, diciamo, abbiamo masticato tanto. Io personalmente già amministravo una società nel 2012 che si occupava di sviluppare piattaforme web per terzi. E quindi in buona sostanza è un mix tra SEO, marketing digitale, collaborazioni con associazioni di settore, o anche integrazioni specifiche che vengono fatte all'interno della piattaforma stesso. Abbiamo partecipato a diverse manifestazioni, tra cui ad esempio c'è stata l'azione 3512 del Profer Sicilia. Abbiamo ricevuto anche da parte della regione un finanziamento che ci ha permesso di andare ad implementare tutta una serie di attività, quindi l'opportunità di poterci integrare con sistemi di terze parti, o addirittura, magari per le strutture ricettive un po' più piccole che non hanno sistemi gestionali complessi, andare, diciamo, ad integrare la disponibilità delle loro singole camere con il Google Calendar, quindi uno strumento, diciamo, alla portata di tutti. Bene, quali sono le sfide che dovete affrontare ogni giorno? Le sfide che dobbiamo affrontare ogni giorno sono diverse. Sicuramente c'è una buona competizione con i grossi portali. Chiaramente non siamo noi in questo momento il Booking.com o l'Expedia.com nella situazione, però in qualche modo cerchiamo di portare avanti quella che è la nostra idea imprenditoriale e soprattutto quella che è un'esigenza reale, quindi l'opportunità di fornire
delle schede dettagliate in maniera tale che le strutture, i turisti che inseriscono, vengono all'interno del nostro portale, possono trovare tutte quelle informazioni loro di supporto e quindi avere una scelta consapevole nell'opportunità, diciamo, di poter scegliere la loro camera più adatta alle loro esigenze. Ma non solo. Considerate che il progetto nasce anche per andare incontro alle strutture ricettive, perché spesso le strutture ricettive non hanno la reale contezza sul loro grado di accessibilità e quindi in qualche modo anche il turista che fa una chiamata direttamente alla reception e chiede se la struttura è accessibile, spesso e volentieri chi sta dietro non sa quali sono i reali canoni. Quindi la nostra piattaforma permette di andare a standardizzare quello che è l'idea e le prescrizioni previste in un campo di accessibilità e renderle fruibili anche direttamente a loro quando hanno anche una chiamata, diciamo, esterna. Quindi centralizzare in un unico punto quello che sono i dati relativi all'accessibilità delle strutture ricettive. Bene, adesso un'ultima domanda. Quale consiglio si sente di dare a un giovane imprenditore? Allora, sicuramente il consiglio è quello di scegliere un'attività per cui si ha realmente la passione, la voglia di poterla portare avanti. Chiaramente bisogna conoscere il mercato, bisogna sicuramente studiare il mercato e bisogna comprendere se effettivamente all'interno del mercato c'è un'esigenza che non è stata colmata oggi, ok? Quindi questo è un fattore fondamentale. Poi sicuramente bisogna sperimentare e bisogna imparare anche a fallire, perché il fallimento, diciamo, non è qualcosa che va male, ma è un'opportunità di crescita anche per il singolo imprenditore. Chiaramente bisogna oggi investire in competenze digitali perché sappiamo benissimo che qualsiasi cosa oggi viaggia sul web, quindi bisogna avere competenze e conoscenze all'interno di questo settore. Bisogna chiaramente anche coltivare quello che è un network, perché l'idea da sola non basta, bisogna imparare a fare reti, bisogna avere la collaborazione di tutti. Questo ad esempio è una cosa che dico sempre quando facciamo dei workshop con le strutture ricettive, da soli non si va da nessuna parte, bisogna avere la collaborazione di tutto il settore. Bookinbility risolve una piccola necessità, ma è chiaro che se io ho una struttura che dove riesco a mappare l'accessibilità, però poi il contesto esterno non è accessibile, chiaramente non riesco a risolvere in toto quello che è la problematica. E chiaramente bisogna anche essere flessibili, bisogna adattarsi a quelle che sono le esigenze e quindi in qualche modo riuscire a trovare delle soluzioni per portare sempre avanti la propria idea imprenditoriale. Chiaramente una cosa da dire a chi vuole fare oggi impresa è di non aspettare, perché il momento giusto è sicuramente adesso. Perfetto, grazie per la tua testimonianza e complimenti per la vostra idea imprenditoriale. Grazie a voi per questo